L'avventura è la volontà, il coraggio di affrontare delle cose incognite, delle cose che non sappiamo come andranno a finire. La grande avventura non è possibile senza il rischio della morte, e adesso dico delle cose molto severe, ma è così. L'alpinista che va a fare una grande avventura non è che va ad arrischiare la vita, lui si mette in situazioni pericolose, lui affronta della natura selvaggia non sapendo come andrà a finire, e l'arte dell'arrampicare, dell'alpinismo è di trovare in ogni istante, in ogni secondo una soluzione di cavarsela senza morire. È più che altro la disciplina del rischio e non la ricerca del rischio. Il rischio c'è, e un alpinista che dice che l'alpinismo non è pericoloso è uno scemo.